Una regione che non ha fatto bene i compiti in passato e non sa mettere giù appunti per il futuro, con un debito importante, 7 milioni 133 mila euro, che supera di più del 9% il PIL e di gran lunga la media nazionale, zavorrato per metà da quello sanitario, 4 milioni 124 mila euro, e che per ogni siciliano si traduce in 1.441 euro di rosso annuo. Ma anche una Sicilia che a mettere un po' le cose a posto ci sta più o meno provando. Il debito del biennio 2028-2020 si è ridotto del 5%. Questa è la fotografia scattata alla Sicilia dalla Corte dei Conti nella relazione annuale approvata ieri. I magistrati contabili sono stati ammorbiditi dall'impatto del Covid sulle casse pubbliche. Traduzione: nessuno si stupisce che l'autonomia finanziaria siciliana sia calata di più di 4 punti in 2 anni, passando dal 78,6 al 74,3%. Ma Roma, si ricorda nella relazione, ha sostenuto in modo importante le regioni, dunque ha contribuito al miglioramento delle performance. Sotto esame ci sono i principali indicatori, dalla salute finanziaria, economica, patrimoniale della regione nel biennio 2018-20, ma per la Sicilia si parte da una premessa, o meglio da una tara. Dati e cifre sono stati trasmessi solo nel gennaio 2022 perché sul rendiconto 2019 ha pesato un bisticcio fra la regione e la Corte dei Conti, finito davanti la Corte Costituzionale. Oggetto: il tesoretto da cui attingere i fondi necessari per coprire il mutuo contratto per pagare i debiti delle ASP. Ma non è solo rispetto al passato che la Sicilia, agli occhi dei magistrati contabili, si è mostrata inadempiente. Pur avendo sottoscritto l'accordo nazionale che impegna la regione ad adottare una serie di strategie per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2023 ONU per lo sviluppo sostenibile, non ha ancora presentato il proprio piano. In tutta Italia sono solo 6 quelle che mancano all'appello. In teoria, si legge in una nota della relazione, dovrebbe essere pronto per la primavera 2022. E non manca molto perché si concluda, ma al momento dalla Sicilia si attende addirittura il questionario relativo al bilancio di previsione per il prossimo biennio. La maggior parte delle regioni risulta consapevole dell'importanza di declinare la politica di bilancio in modo coerente con gli obiettivi dell'Agenda 2023. La Sicilia invece no. Del resto il passato è un garbuglio contabile difficile da districare. Le entrate aumentano, si passa dai 20,3 milioni del 2018 agli oltre 22 del 2020, con percentuale pari al più 8,67 nel biennio. Ma qui pesano parecchio i finanziamenti statali. Quando la regione deve fare da sé, il discorso cambia. Ed ecco che per canoni, tasse per licenze, vendita di erogazioni di servizi e tutte le cosiddette entrate extratributarie si registra un crollo, da 722,8 milioni del 2019 a 389,5 milioni nel 2020. Meno 46,12%. Gli investimenti, almeno sulla carta, funzionano per i trasferimenti in conto capitale, fondi che arrivano per progetti o programmi, e dalla Sicilia che arriva il dato migliore per le regioni a statuto speciale, con un più 128%, pari a 1,5 miliardi nel 2020, contro i 700 milioni scarsi del 2018. Il problema è che la regione sembra aver difficoltà poi a spendere. In teoria, il saldo fra capacità di impegno e la formazione di residui dovrebbe essere pari a zero. Ma alcune regioni, pur impegnando percentuali elevate delle risorse stanziate, non riescono a concludere la procedura di spesa, generando una mole significativa di residui.